Parola d'ordine, correre per vincere e questa volta il Partito Democratico ha tutte le carte in regola per poter governare il paese. La riscossa parte dal Veneto, obiettivo portare a casa il maggior numero di poltrone per contare di più a Roma e a Venezia, provincia tra le più bersaniane durante la campagna elettorale, vedrà tornare a galvanizzare i suoi lo stesso segretario del partito, candidato a premio, Pierluigi Bersani. Insomma, credo abbiamo tutte le carte in regola per presentarci ai cittadini con le nostre proposte, con le nostre idee, con la nostra faccia, con le nostre capacità, certamente anche con i nostri limiti, ma per dare fiducia a questo Paese. Poco più di 30 giorni per convincere l'elettorato a mettere la crocetta sul simbolo del PD e a fare più paura non sono tanto gli avversari da Berlusconi a Monti, ma piuttosto quell'elettorato che non ha ancora deciso cosa fare. Io temo di più che le persone si siano rassegnate e quindi magari non vadano a votare. Noi invece vogliamo convincere queste persone che c'è una forza credibile, che noi siamo la forza del cambiamento. L'invito è poi ai veneziani che hanno votato alle primarie a farsi coinvolgere nella campagna elettorale, ad essere loro per primi ad organizzare gli eventi, mentre i candidati tra la rete, banchetti e comizi cercheranno di raggiungere il maggior numero di elettori. Per portare avanti questo programma ovviamente dobbiamo avere il sostegno degli elettori. Noi in Veneto gireremo tutti i 581 comuni di cui è formato il Veneto, ci rivolgeremo a tutti, a tutte le categorie, ci mettiamo in fase di ascolto, sentiamo le esigenze, facciamo sintesi e poi con il voto sosterremo queste esigenze. 5 i temi sui quali il Partito Democratico si concentrerà in questa breve campagna elettorale, temi cari al territorio e che saranno poi portati a Roma dagli eletti. Roma dove, dicono, fino ad oggi il Veneto è stato poco e mal rappresentato. Si parte dagli assetti istituzionali, la città metropolitana per intenderci, lavoro, crescita e imprese, la nuova legge speciale per Venezia, i diritti intesi dalla salute, la cittadinanza agli stranieri, alle autonomie locali, ovvero revisione del patto di stabilità e l'IMU ai comuni. Crediamo che ci vogliono persone che conoscono bene il territorio, conoscono bene i problemi, sono a contatto con le esigenze del lavoro, dei giovani, quindi sanno che cosa vuole Venezia e che cosa vuole il Veneto.